Incontro di calciomercato in casa Milan. Nella sede rossonera è infatti arrivata la visita di Daniele Piraino, agente di Amadou Diawara, centrocampista classe 1997 del Napoli. Il procuratore avrebbe parlato con Paolo Maldini negli uffici di via Aldo Rossi. Nessuna dichiarazione è stata però rilasciata alla fine del meeting. Intanto il Milan accoglie il nuovo acquisto Rade Krunic. Il centrocampista bosniaco classe 1993 è stato acquistato dall'Empoli ed ha svolto le visite mediche alla clinica La Madonnina in centro a Milano. Arrigo Sacchi commenta il mancato arrivo di Guardiola alla Juventus. Sono tante categorie di allenatori. Lui fa parte di quella categoria che hanno l'ambizione e la speranza di poter essere degli strateghi, persone che fanno questa attività come se fossero l'autore e il direttore d'orchestra o il sceneggiatore e il regista. Un giorno fa Guardiola le ha mandato un messaggio per parlare d'altro. Le chiedo se magari nella chat si è parlato anche di Juve. C'è stata veramente questa possibilità? Non c'è mai stata, lui è molto contento dov'è e quest'anno cercherà di dare attacco alla Champions. In Formula 1 il Gran Premio del Canada non si è ancora concluso. Al centro del dibattito c'è la penalizzazione comminata dai commissari a Sebastian Vettel per una manovra di rientro giudicata azzardata del ferrarista su Lewis Hamilton. Da Maranello è partita una richiesta indirizzata alla FIA per riesaminare i 5 secondi di penalità nei confronti del pilota tedesco che di fatto gli hanno tolto la vittoria a favore del campione del mondo. La sanzione, si legge sul magazine Autosport, non può essere impugnata secondo il regolamento FIA, ma il codice prevede che possa essere richiesta una revisione post-evento della decisione a condizione che siano venute alla luce nuove prove non disponibili al momento. Ferrari aveva tempo fino a lunedì 17 giugno per presentare richiesta. Al momento non si conoscono ancora le nuove prove che sono state presentate dalla Rossa contro la decisione dei commissari. I test svolti sul circuito di Montmeló dopo il Gran Premio di Catalogna hanno lasciato soddisfatto Valentino Rossi. Il pilota della Yamaha ha commentato: abbiamo provato alcune cose diverse, in particolare con l'elettronica, il controllo della trazione e il freno motore, per apportare alcuni miglioramenti. Alcuni erano buoni, altri normali, ma nel complesso abbiamo trovato qualcosa di positivo. Il dottore promuove poi le nuove gomme Michelin testate nel corso dei test. Hanno migliorato la presa in accelerazione, puoi aprire il gas prima e andare più veloce, quindi sono migliori.